Oh, vediamo questo bellissimo brano di Cesare Cremonini. Beh, uno dei miei cantautori preferiti. E poi, per chi come me ha studiato a Bologna, San Luca, vabbè, che i portici non parlino, per favore, perché quegli anni, nel 2000, c'ero anch'io. Mi ricordo che vedevo Cesare Cremonini, e se non sbaglio in via Borgo di San Pietro, mi ricordo, però ho studiato lì 5 anni. Quindi la cremuccia su questo brano ci sta. Capita anche a te? No. Allora, mettete un bel like, mi raccomando, e commentate, commento tattico, così un cuoricino, anche una frase di Bologna, vi siete divertiti, insomma, così l'algoritmo di YouTube mi premia, dice, ah, ma questo è bravino, quindi i miei 5 milioni di... facciamo diventare 10 milioni, mi raccomando. Vediamo questo brano. Allora, il brano è Mi maggiore, però inizia in La, con una quarta. Dettagli tecnici. Inizia così. Na 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 na. La, Mi, fa sempre così. Na na na. La strofa è sempre così. Poi, verso la fine, la minore, ok? Quindi è La, Mi, Sol diesis. Torna il pre, ritornello, ritornello, Mi, capita anche a me, Mi, Fa diesis minore, Si, Mi. Poi ritorna a Mi, Fa diesis minore, poi finisce così e riprende la strofa con Carboni e riprende uguale, Mi, c'è sempre quella cosa. Il secondo ritornello è un po' diverso perché mentre il primo ritornello si divide in due, quindi fa Mi, La, Fa diesis, Si minore, Mi, La, Fa diesis, questo va di nuovo in Fa diesis, quindi diventa così. Un attimo che lo riascoltiamo insieme, così lo suoniamo insieme. Capita, lo suono insieme a lui. Così mi emoziona e piango. Seconda parte, capita anche a te. Ok, poi c'è una sorta di... un vuoto, la felicità, Mi, e così via, insomma, però la struttura c'è. Se poi volete sapere com'è, insomma, la fine proprio, me lo chiedete, ve lo scrivo nei commenti. Va bene ragazzi, vi ringrazio e mi raccomando, mettete un like e ritornerò presto a Bologna a suonare.